Allora, entriamo subito nel vivo di questo nostro approfondimento. Oggi diamo un'occhiata a un evento direi decisamente insolito, successo poco tempo fa in Sardegna, a Cagliari. È una di quelle situazioni che ti fa capire come le dinamiche geopolitiche globali, insomma, le grandi questioni del mondo, possano irrompere all'improvviso proprio lì, nei luoghi simbolo del nostro relax estivo. Da una parte abbiamo l'aeroporto e la spiaggia, dall'altra una vera e propria marcia che porta i temi scottanti di un conflitto internazionale direttamente nella quotidianità locale. Proviamo a immaginarci la scena, ok? Le coste assolate della spiaggia del Poetto, un posto dove normalmente si va solo per staccare la spina, fare un tuffo, e il frenetico aeroporto di Cagliari, pieno zeppo di turisti con i trolley. Ecco, all'improvviso questi identici spazi si sono trasformati nel palcoscenico di una manifestazione per la guerra a Gaza. Non stiamo parlando della classica piazza del centro o del palazzo del governo, no, parliamo dei luoghi dell'evasione per eccellenza. E credetemi, questo spostamento dell'azione, questo cambio di scenario, è proprio l'elemento chiave per capire l'impatto reale di questa protesta. Dunque, punto primo, le proteste tra i bagnanti. Per capire bene come si è arrivati a questo, dobbiamo chiederci chi c'è dietro. Questa marcia, con tanto di bandiere palestinesi che sventolavano letteralmente a due passi dall'acqua, è stata organizzata da due gruppi molto attivi sul territorio, il Comitato Sardo di Solidarietà per la Palestina e il Cagliari Social Forum. Il loro scopo dichiarato? Protestare apertamente contro gli attacchi di Israele a Gaza. Non è stata una cosa improvvisata, ma un'iniziativa super strutturata che nasce dall'attivismo sardo e che ha deciso, di uscire dai soliti schemi e dei circuiti tradizionali per farsi sentire. E a questo proposito, sentite cosa dicono gli stessi organizzatori. Rosalba Meloni, che rappresenta entrambi i gruppi, ha spiegato la cosa in modo molto chiaro. Ha detto che questa manifestazione non è una tantum, un evento isolato, ma, cito testualmente, fa parte delle azioni di lotta che si dividono tra Poetto e aeroporto. C'è quindi una vera e propria strategia logistica dietro questa scelta. Hanno deciso deliberatamente di presidiare i due principali snodi del flusso turistico e balneare della città. Passiamo al secondo punto. L'obiettivo: soldati in vacanza. Ora vi starete chiedendo, ma perché proprio lì? Qual è la motivazione strategica? La protesta non era solo una generica dimostrazione di solidarietà, aveva un focus molto specifico, direi quasi localizzato. Il nocciolo della questione lo ha spiegato di nuovo la portavoce, affermando che ritengono assurdo che dei soldati israeliani continuino a trascorrere le vacanze in Sardegna per, ritemperarsi, prima di tornare, secondo le loro parole, all'assalto della Palestina. Quindi, alla base di tutto, c'è la convinzione degli attivisti che l'isola venga usata come una sorta di base di riposo per i militari coinvolti nel conflitto, prima di rientrare in servizio. E questo spiega alla perfezione perché hanno agito proprio in quel modo, avendo questo focus precisissimo sui turisti sia in arrivo che in partenza. Le azioni sono state piazzate lì, esattamente nei punti di massima concentrazione dei vacanzieri. In questa fase iniziale non cercavano tanto il faccia a faccia con la politica, no, volevano intercettare le persone, volevano rendere la protesta letteralmente impossibile da ignorare per chiunque mettesse piede sull'isola. Il che ci porta al nostro terzo punto, le reazioni e l'appello alla regione. Inutile dire che portare una mobilitazione del genere, così carica di tensione, in uno spazio pubblico di transito, ha scatenato subito delle reazioni. All'aeroporto ci si è trovati di fronte a un vero e proprio incrocio di fazioni. Pensateci, da un lato i manifestanti che sventolano le bandiere palestinesi, dall'altro alcuni passeggeri che per tutta risposta iniziano a mostrare deliberatamente la bandiera israeliana. È un'immagine fortissima, non trovate? Per qualche istante il terminal di Cagliari si è trasformato in una specie di microcosmo del dibattito internazionale, proprio lì, fisicamente, in mezzo alle valigie e ai tabelloni luminosi delle partenze. Ma attenzione, perché oltre a questo scontro visivo diretto, c'è anche un livello tutto politico e istituzionale. Gli organizzatori hanno notato dal loro punto di vista una totale mancanza di presa di posizione da parte dello Stato italiano centrale e quindi che hanno fatto? Hanno alzato il tiro a livello locale. Hanno annunciato di voler chiedere ufficialmente e formalmente alla regione Sardegna di prendere una posizione chiara e netta sul conflitto. Insomma, questa azione di disturbo sul territorio aveva anche un fine ben preciso: forzare la mano alle istituzioni locali. Alla fine della fiera, l'obiettivo ultimo di tutto questo trambusto era esattamente quello di spaccare la routine quotidiana.
Come ha sottolineato ancora la Meloni, l'intento era: vogliamo ricordare alla gente, anche a chi è in spiaggia, che il genocidio continua. Che siate d'accordo o meno, la loro strategia era chiara: non permettere in alcun modo che il clima di vacanza cancellasse l'attenzione da ciò che, secondo loro, sta succedendo a Gaza. Un vero e proprio tentativo di abbattere quel muro invisibile che di solito separa i nostri momenti di relax totale dall'impegno civile. E questo ci porta alla riflessione finale del nostro approfondimento di oggi. Tutto quello che è successo a Cagliari ci sbatte in faccia una domanda a cui è difficile sottrarsi: in che modo le crisi internazionali finiscono per rimodellare le nostre realtà locali? Questo evento dimostra chiaramente che i conflitti globali, prima o poi, sbarcano inevitabilmente anche sulle nostre coste, trasformando i posti più spensierati e banali, come un'area cecchina, una spiaggia assolata, in arene di acceso dibattito geopolitico. E allora, la domanda è: in un mondo così iperconnesso, esiste ancora un luogo che possiamo considerare veramente, ma veramente al riparo dalle tensioni globali? Pensateci.